Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori e ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale Ponte Radio, come sempre sulle frequenze di Radio Colbe. E ben ritrovata anche a Manola. Ciao Roberto! Che è mia compagna di banco anche oggi, perché vuol dire che dalla parte opposta abbiamo un ospite, anzi una ospite che vado subito ad introdurre e a presentare. E lei è Elena Brigo ed è si occupa della progettazione culturale e didattica dell'Associazione Culturale Leonardo da Vinci, che ha sede a Villanova del Ghebo. Benvenuta Elena. Grazie ragazzi, grazie dell'ospitalità. Grazie a te di aver accettato di essere ospite qui da noi e l'occasione è quella di promuovere un'iniziativa di cui parleremo tra poco, ma innanzitutto è conosciuta una bellissima realtà e ne scopriamo continuamente nel nostro territorio veramente ricco di associazioni importanti che si danno da fare, di volontariato, culturali eccetera. Parliamo un po' di questa associazione culturale Leonardo da Vinci che tu rappresenti oggi. Ecco, se ce la puoi presentare velocemente, quando è stata fondata, dove ha sede, da chi è composta, eccetera. Sì, allora intanto grazie ancora agli amici di Radio Colbe, complimenti per lo studio, veramente bellissimo. Grazie, non parliamo poi dei presentatori. Allora, meravigliosi direi quasi, sì, meravigliosi. Nonostante l'età che... Nonostante l'età, la vorrei ricordare. Ma io non ho paura a dire che ho i miei 47 anni, no. Sei in buona compagnia. Non si dice ottimo. No, allora ecco, io spero di rappresentare degnamente, insomma, in questo appuntamento che voi ci offerite gentilmente, l'Associazione Culturale Leonardo da Vinci. È un'associazione vecchiottina, nata nel 2000 circa. Okay. Quindi proprio all'Agenzia delle Entrate è matura, però la vita che è trascorsa, insomma, ha avuto alti e bassi, insomma, per questa realtà. È nata con la voglia di un gruppo di giovani universitari di fare qualcosa ovviamente per la propria città, in questo caso ovviamente Rovigo, perché nasceva qui, e con alti e bassi, perché immaginate, insomma, il mondo del volontariato ti porta poi a insomma prendere strade diverse, perché dopo l'università chi si sposa, chi inizia a lavorare, chi si trasferisce via. Ha portato a questa realtà culturale ad avere ovviamente presidenti diversi, associati diversi, volontari diversi, e le attività con il tempo sono molto cambiate, perché all'inizio magari ci si dedicava tanto all'aspetto, tra le tante cose, anche a quello musicale. Ricordo con piacere proprio degli eventi importanti realizzati, concerti di operetta realizzati a Rovigo, tanto che poi una parte di questa associazione si è un po' divisa e si è costituito un altro gruppo, poi si è dedicato alla musica in maniera specifica. Quindi per un po' di tempo poi l'associazione si è fermata e poi insomma arrivano magari forze nuove leve, idee nuove, ricambio, che c'è sempre bisogno, c'è bisogno anche adesso. Sì. E quindi l'associazione, in sostanza, parlando di cultura, la cultura viaggia ovviamente su tante frequenze, possiamo dire così, vive la sua vita in base ovviamente alle attitudini delle persone che ne fanno parte, che regalano il proprio tempo per la crescita magari della personale, e propria personale, ma anche degli altri. Negli ultimi anni quindi che cosa è successo? I due filoni principali che questa realtà ha portato avanti sono stati la cultura in senso ampio, molto legata comunque alla promozione del territorio attraverso le forme dell'arte, soprattutto l'arte contemporanea e l'arte teatrale. E dall'altra parte invece si è voluto valorizzare l'importanza della lettura con eventi legati alle famiglie e ai bambini. Quindi si è adottato, insomma, si è portato avanti questo elemento tanto demonizzato che è il povero libro, il povero albo illustrato, e abbiamo organizzato in questi anni eventi di cui insomma siamo orgogliosi, come convegni sull'importanza della lettura con la provincia di Rovigo, il sistema bibliotecario provinciale. Abbiamo organizzato l'evento Tutti i bimbi fa la nanna nella realtà di Lendinara per 2 edizioni, quindi un evento declinato su tutto il mondo dei sogni e della notte, tutti i coinvolgimenti, insomma, le tematiche adesso collegate, e lavoriamo tuttora all'interno delle scuole e nelle biblioteche, in particolare nelle scuole grazie ad un progetto importantissimo finanziato e voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che è Attivamente.
È da 8 anni che siamo all'interno di questa attività, che ci vede impegnati in un percorso legato all'educazione relazionale sociale. Questo è il tema che noi ci siamo voluti dare. Collaboriamo in questo progetto con 5 persone che collaborano ovviamente per competenze diverse, impegni diversi a vario titolo, e siamo orgogliosi perché ci piace tanto e vediamo che c'è tanto bisogno, perché poi immaginatevi con gli anni che ci hanno travolto, gli ultimi 2 anni che ci hanno travolto, quanto sono state minate le relazioni personali per i piccoli. Noi operiamo tra l'infanzia e le scuole primarie, e quindi vediamo veramente le difficoltà che le scuole e le famiglie stanno vivendo in questo momento. Ecco, quindi questo è un po'. Se vogliamo entrare un po' nel merito invece di altre situazioni che l'associazione sta portando avanti, vi dicevo appunto la cultura, la promozione del territorio, come l'abbiamo concretizzata. Gli ultimi progetti più recenti sono stati il progetto Cantiere Paesaggio. Abbiamo portato un po' di materiale informativo, giusto per non dimenticarmi di qualcosa. Ovviamente un progetto voluto nella coprogettazione del CSV di Rovigo. Abbiamo lavorato insieme a tante altre associazioni, e in particolare la nostra azione si è localizzata nel territorio di Ariano del Polesine, dove tramite il coinvolgimento di Nicola Bertuccio, che è un architetto, e poi 2 artisti, Miranda Greggio e Luigi Milani, abbiamo realizzato il percorso Pollen nelle radici l'identità. Quindi se avrete voglia di andare nella località di San Basilio ad Ariano del Polesine, nell'area archeologica, troverete proprio l'installazione che è stata realizzata grazie all'intervento di questi 2 artisti, ma frutto di un percorso voluto e costruito apposta con la collettività di Ariano. Quindi c'è l'identità di quel territorio realizzata con la forma dell'arte contemporanea. Quindi potrete l'iniziativa. Sì, quindi ringraziamo veramente il CSV, ringraziamo l'amministrazione, perché c'è qualcosa che rimane di noi là, e quindi siamo veramente contenti. Un'altra cosa molto importante a cui siamo legati, la più recente, perché risale al mese di settembre scorso, dell'anno scorso, grazie al GAL Polesine Adige abbiamo realizzato un percorso di 3 appuntamenti legato alla promozione di un docufilm che è Il vecchio e la bambina della Draca Cinema, che è stato il frutto di un lavoro del lavoro di squadra di 5 GAL veneti. E quindi questo bellissimo docufilm, che ha anche come coprotagonista Maria Grazia Cucinotte, è stato presentato con 3 modalità diverse nel territorio nei territori del GAL Polesine Adige. È stato presentato anche qui da noi in provincia di Rovigo, e noi come associazione abbiamo coordinato questi eventi di promozione del docufilm. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme, dalla semplice proiezione cinematografica, perché era doveroso ovviamente farlo, ad un momento di incontro tra il regista Sebastiano Rizzo con la professoressa Maria Roberta Novielli dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci hanno parlato ovviamente del cinema come elemento di promozione di un territorio. E poi abbiamo calato questi macro temi a livello locale, con l'ultimo appuntamento in Sala della Gran Guardia, dove abbiamo chiamato una minima parte di soggetti del territorio che a vario titolo da tanti anni si sono attivi per promuovere la nostra realtà locale. Quindi è stato un momento di confronto tra scuole, amministratori pubblici, blogger, si è fatto questo evento, un evento trasversale. Comunque avremo modo magari anche quando farete qualcos'altro adesso era un po' che non ci vedevamo, ma speriamo. La briga non la molliamo più. Ovviamente non è tutta farina nel mio sacco. Io devo ringraziare sempre tutti gli amici che ci aiutano, dai volontari, Carlo, Massimo, Emanuela, dopo c'è Marco, un altro Marco, Gabriella, Selene, tante persone che a vario titolo, chi può, ovviamente voi sapete che il volontariato non è semplice, chi più chi meno, tutti sono importanti per siamo tutti arrivare importanti all'obiettivo finale. Esattamente. Ecco,
Sì. Allora Elena in realtà ha riempito il tavolo di tavolo. Secondo me tu non hai finito di raccontarci, però. No, io non avrei finito di raccontare. Ne racconti un'altra, poi ti facciamo l'altra domanda. Vi racconto altre cose del passato, cose del presente. Del presente. Allora, le cose del presente sono quella cosina che voi vedete lì sul vostro sul desk della. Allora adesso ti faccio la domanda. Vai, allora, ufficialmente. Facciamo la domanda ufficiale alla Festival di Sanremo. Dunque, prossima iniziativa, appunto, Elena già ce lo ricorda, riguarderà la fotografia appunto artistica. È un workshop sull'uso e la conoscenza della luce. Sarà tenuto dal maestro Carlo Bragagnolo sabato 11 marzo, domenica 19 marzo. Ovviamente ora sei qui e ci illustri questa meravigliosa iniziativa. Allora, vedete in anteprima la prima bozza, diciamo, del nostro posterone, che ovviamente è una bozza, quindi non è definitivo, non è ufficiale. Che cosa abbiamo realizzato? Grazie ad una bevuta in compagnia, perché a volte appunto le cose nascono in questi momenti di convivialità. Io ringrazio moltissimo una persona che magari anche voi conoscete, perché è Saverio Girotto, ci ha permesso di conoscere questa persona squisita che è il maestro Carlo Bragagnolo. Viene da Castelfranco Veneto, è una persona in pensione, fotoreporter, documentarista e fotografo. E quest'idea di poter portare le opere, le fotografie di Carlo Bragagnolo a Rovigo era nata ancora nel 2020. Poi ovviamente il Covid, mi sa, esattamente, ci siamo un attimino, abbiamo deciso di fermarci un po' tutti, perché vedevamo molto complesso poter organizzare e permettere a tutti di poter partecipare nella massima serenità e tranquillità, pertanto abbiamo deciso di posticipare a data da destinarsi, insomma, questa iniziativa. I tempi adesso finalmente sono più piacevoli. E quindi che cosa è successo? Abbiamo intercettato, tra le tante cose che il maestro Carlo ci ha fatto vedere, siamo stati colpiti, folgorati, mi piace devo dire la verità, folgorati da uno studio che lui ha realizzato a partire dal 2008, quindi un percorso che è partito nel 2008 ma si è concluso negli anni successivi, dedicato alla figura femminile. Wow. E poi voi potete vedere, insomma, uno degli scatti che faranno parte di questa esposizione di 14 immagini fotografiche. È la fotografia di un corpo femminile, però lui ha toccato dalla luce, disegnato. Bravissimo. Allora lui ha fatto questo studio con delle persone che non sono modelle, non professioniste, quindi donne di tutte le età e di tutte le estrazioni. Ci raccontava che è nato tutto come una sfida tra suoi amici fotografi e lui ha allestito quindi un set molto particolare, ha voluto appunto elaborare la luce, vedere come la luce può essere manipolata su un corpo umano. Certo. Lui ovviamente ha scelto il corpo femminile e noi siamo stati colpiti, proprio questa, quella che voi vedete, la prima immagine che ci ha fatto vedere, e siamo stati toccati dal fatto che non riuscivamo a capire che cosa fosse rappresentato, perché lui all'inizio non ci ha detto ovviamente qual era il soggetto immortalato, e noi ci siamo messi in silenziosa attesa, in contemplazione, per riuscire a interpretare quello che lui stava rappresentando. Una testa calva. non credo. Non lo so. Magari all'inaugurazione verrai, ne parlerai col maestro Bragagnolo. L'ho vista così, vado d'impatto. Dai, perché no? E quello che appunto noi ha colpito è la delicatezza con cui racconta la femminilità. Non vi voglio svelare ovviamente fino a dove arriverà il maestro Carlo, ma ci ha colpito perché è l'esatto opposto di quello della mercificazione che noi vediamo oggi, purtroppo, delle immagini in generale, della facilità con cui ci vengono offerti alcuni soggetti, alcuni temi, come vengono trattati. Noi abbiamo visto come giusto fare un tipo di ragionamento diverso e crediamo che questo tipo di esposizione possa dare la possibilità di creare un po' di attesa, di contemplazione, di doveroso rispetto, per qualcosa che insomma riteniamo che debba essere visto come
qualcosa di bello, di delicato, insomma, ecco, quindi abbiamo voluto dire, diamo questa possibilità al nostro territorio di, come dire, analizzare, interpretare la cultura fotografica anche in modo diverso da quella che ultimamente è un po' sulla televisione, un po' sui social, ecco, quindi sui canali multimediali in generale. Ecco, certo. Ecco Elena, ricordiamo sarà un workshop e una mostra, allora, no? Dove sì, si attenzione, terranno, sì, grazie Roberto, il discorso è noi la mostra da Manola che bravo, ma ho visto, notato, gli scrivo le robe. Infatti la cartellina è la sua, vedo che tu non hai niente, gli occhiali fanno un po' così. No, allora ha già tagliato le gambe. Nasce tutto ovviamente come una mostra, ci sarà l'inaugurazione sabato 4 marzo alle ore 18 presso la Sala della Gran Guardia di Rovigo, nella piazza principale, piazza Vittorio Emanuele, e durerà fino al 19 di marzo compreso, quindi partiremo da sabato, arriveremo a domenica. La mostra sarà aperta con orario dalle 10 fino alle 12:30 e dalle 16 fino alle 19:30. Sarà chiusa i lunedì mattina di questo periodo che vi ho appena detto, e in queste 2 mattine che tu hai indicato, quindi l'11 e il 19, ci sarà la chiusura al pubblico. Perché? Perché ci sarà appunto un workshop con contributo aperto ovviamente ad appassionati e a professionisti che vorranno cimentarsi, ovviamente, proprio perché verrà ricreato il set all'interno della Sala della Gran Guardia. Oltre all'esposizione ci sarà il set fotografico del maestro Baragragnolo con una modella, in questo caso professionista, per cui chi vorrà a iscrizione obbligatoria sino ad esaurimento posti si potrà cimentare dalle 9 alle 13, insomma in questo momento ovviamente riservato ed esclusivo. Non abbiamo voluto tenere aperto perché ovviamente è una situazione un po' delicata e deve esserci uno studio, un approfondimento, insomma, con i corsisti presenti. Ecco, anche il numero di fotografi sarà limitato, sì, a massimo 6. Massimo 6. Ecco, perché bisogna sempre creare, ecco, da appassionato di fotografia, insomma, certo, bisogna sempre creare un rapporto, ecco, di fiducia, di collaborazione con la modella, e quindi serve di rispetto per ovviamente questa persona che si mette a disposizione in tutto e per tutto. Penso per questo tipo di lavoro. Proprio che sia una grande occasione per gli appassionati di fotografia, perché intanto essere con un grande maestro e poi anche col confronto reciproco c'è sempre una crescita. Noi speriamo che ci sia tanto interesse, tanto piacere di dibattere questa cosa, perché ovviamente Carlo dà un'interpretazione. Ci sono tante realtà fotografiche, tu Roberto lo sai benissimo, tante realtà fotografiche della provincia di Rovigo che stanno facendo cose meravigliose. L'associazione Leonardo propriamente non fa fotografia, non è un circolo fotografico, è successo questo incontro fortuito e piacevolissimo, abbiamo l'opportunità di portare questa persona e il suo lavoro qui, quindi credo che sia una bella opportunità per dialogare, costruire, magari si possono creare situazioni interessanti, nuove. A noi è piaciuto, ovviamente speriamo che piaccia anche agli altri, però insomma ci sta che questa è una delle tante cose, secondo me, che il territorio, come hai detto tu, è in grado di regalare, di offrire. Ecco, tecnicamente per le iscrizioni, per chi fosse interessato, voi ovviamente adesso a breve usciranno ovviamente tutta la comunicazione coordinata ufficiale, faremo ovviamente il piano editoriale, le campagne social. Troverete le informazioni sul sito dell'Associazione Leonardo da Vinci, che è www.associazioneleonardodavinci.it, sulle pagine social, quindi Facebook e Instagram, e ovviamente faremo anche la distribuzione del materiale cartaceo, quindi affissioni di locandine, di poster e divulgazione di materiale cartaceo. Una cosa che mi premeva dire è che questa mostra ovviamente è organizzata dall'Associazione Culturale Leonardo da Vinci, c'è il grande aiuto c'è un aiuto del Comune di Rovigo, della Commissione Pari Opportunità, perché insomma il tema è ovviamente cade perfettamente. Abbiamo anche l'aiuto della Proloco Città di Rovigo, quindi ci fa molto piacere che abbiano sposato questa nostra iniziativa, quindi anche loro ci aiuteranno a promuoverla tramite i loro canali. Sono convinta che poi insomma sarà condivisa insomma anche in altre situazioni. Abbiamo il patrocinio della provincia di Rovigo
e devo dire ringraziamo tantissimo, quindi questo è l'inizio, grazie a voi degli amici di Radio Colbe, sicuramente lo faremo in altre occasioni, ma c'è anche un aiuto di uno sponsor privato che è la CMT di Rovigo, quindi la ringraziamo veramente, ringraziamo le titolari per la sensibilità che hanno dimostrato per questa nostra iniziativa, quindi ringraziamo perché anche loro ci permettono di alleggerire il peso di questa organizzazione. Insomma, ecco, quindi, e l'evento è gratuito, quindi l'ingresso alla mostra sarà gratuito, ci sarà anche un altro appuntamento, scusatemi, lo stavo dimenticando ma lo voglio citare, l'8 di marzo abbiamo detto bisogna fare qualcosa ovviamente, allora abbiamo pensato di coinvolgere altri 2 amici dell'associazione che sono Adriano Baccaglini e Miranda Greggio, conosciamo, che porteranno femminili dissolvenze in occasione della giornata, la festa della donna. Fantastico, complimenti. Vedi che poi Rovigo si muove, ma sì, è ricchissimo di iniziative. Fluidi. Esatto, basta avere un po' la volontà, no, di seguire, di mettersi insieme, la fortuna di conoscere bellissime persone, mettersi insieme. Quindi ringrazio veramente tanto ognuno contribuisce, come lo stavamo dicendo prima di andare in onda, ognuno dà quello che può dare, dà un'ora del proprio tempo, ne dà 2, dà 3 giorni, dà un aiuto economico, dà il patrocinio, insomma tutti gli aiuti sono preziosi, quindi in questo modo del volontariato così deve essere, insomma, quindi chi partecipa a titolo da gratuito, ringraziamo veramente tutti, ringraziamo anche voi perché siete il primo ovviamente interlocutore istituzionale, insomma, di comunicazione, ci permette ovviamente di parlare di questo e di tutti gli altri progetti che abbiamo costruito e che abbiamo in cantiere. Ecco, infatti so che avete già dei progetti in cantiere, ma magari ci riserviamo un po', così ci sarà l'occasione di dovremmo parlare di un'altra cosa, facciamo vedere, faccio solo vedere, ma no, la fai vedere tu che sai, fai vedere tu. Ci hai portato 2 testi molto interessanti, esatto. Sì, che parlano ovviamente di comunità, di resilienza, di autosufficienza, del vivere senza bollette, del risparmio energetico, insomma c'è un'altra cosina interessante in cantiere. Leggo qua, Vivere senza bollette di Alessandro Ronca, una scelta alla portata di tutti per salvare il pianeta e risparmiare, edito da Terra Nuova. E dopo? E poi Paolo Ermani, l'Italia verso le emissioni, le zero, comunità, resilienza, autosufficienza, guida pratica di intervento per persone che vogliono agire subito. E so che ci saranno gli autori, giusto? Sì, presenti. Ad aprile stiamo organizzando una cosina con loro, quindi magari ne riparleremo, spero ci potremo rivedere, perché insomma adesso quella cosa lì è tutta in costruzione, non voglio svelare nulla perché in effetti c'è anche pochino, però insomma un'anteprima l'abbiamo già data, stiamo lavorando per portare questi 2 persone squisite, Paolo e Alessandro, qui in provincia di Rovigo, per poter parlare di questi temi alla nostra comunità, quindi interessante, insomma per tutti. Sì. Grazie Elena di essere stata con noi e ti mandiamo già l'invito per la prossima volta. Prenotiamola. Io vi invito ovviamente a venire ufficialmente alla nostra inaugurazione, quindi sabato 4 marzo alle ore 18 presso la Sala della Gran Guardia, e poi ovviamente seguendoci sui social sarete aggiornati insomma di tutte quante le iniziative, documenteremo sicuramente come sta andando la nostra piccola esposizione, e ringrazio tutti gli amici che ci stanno permettendo insomma di realizzarla, compresi voi in questa grazie a voi per fare queste cose, e un grosso in bocca al lupo. Grazie mille, dai, facciamo io ci credo nei lupi, sono buoni alla fine. Poverini, dai, sono buoni, visto che noi usiamo tanti libri per parlare con i bambini, ragionare con loro, stare attenti anche a queste i lupi cose. Dai, li salviamo. Ok, d'accordo. Niente, allora facciamo una pausa musicale, poi ci ritroviamo qua con la seconda parte della nostra puntata. A tra poco. Grazie a tutti. Sei, se l'errore più cattivo che ho commesso nella vita muori tu. Sei, se lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita muori tu. Sei, se la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora tu. Sei, la puttana che hai dato in senso ai giorni. Nel bene e nel male, sei bene e sei male, beve nel bene e nel male, fai bene e fai male, quanto bene.
Ben ritrovati, allora questo è sempre Ponte Radio sulle frequenze di Radio Colbe Rovigo, esatto. Ma le avevamo mai ricordate le frequenze? 91,20, 94,50, corretto, vero Roby? Esatto, okay. 91.2 per Rovigo provincia, la Bassa Padovana, e 94.5 invece è Rovigo città. E zone limitrofe, insomma, quindi chi abita anche un po' fuori Rovigo può sentire anche sui 94,5. E ricordiamo anche che abbiamo un'altra puntata, nel senso che c'è un'altra replica della nostra puntata di Ponte Radio il martedì successivo rispetto al giovedì, martedì mattina in un orario di guida, insomma, di chi va al lavoro, potete ascoltarci verso le 8:15. È vero. Bene, diciamo magari qualche evento prossimo. Sì, ce ne sono veramente miliardi. Mi permetto di dire miliardi. Parto subito con uno che mi è piaciuto perché è qui, e questa sera in Accademia dei Concordi a Rovigo ci sarà la nota attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, ed è la signora Veronica Pivetti, che sarà qui presente per presentare appunto il suo libro che si chiama Tequila Bang Bang, che è un giallo messicano Mondadori 2022. E sarà presente in Accademia dei Concordi alle ore 21. Chi ha piacere di andare deve prenotarsi sul sito di fondazioneaida.it e l'ingresso è libero. Invece io vorrei ricordare che ormai siamo prossimi, anzi è domani per chi ci ascolta venerdì, giovedì, quindi venerdì mattina il vernissage, no? La vernice della mostra, ecco, venerdì 24 febbraio alle ore 11, Pierre-Auguste Renoir, l'alba di un nuovo classicismo. Ne abbiamo già accennato nelle volte precedenti, adesso ci siamo, abbiamo già visto le locandine, no, in giro, anche i mega cartelloni in giro per la nostra città che promuovono l'evento. Curata, ecco, questa mostra da Paolo Bolpagni, curata sempre dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e a Palazzo Roverella resterà disponibile al pubblico fino al 25 giugno, quindi non ci sono scuse, insomma, per non andare a vedere anche quest'altro grande artista che abbiamo l'onore, insomma, di avere qui nella nostra città. Sempre questa sera, ovviamente giovedì 23 febbraio, tantissimi appuntamenti, 20:45 al ridotto del Teatro Sociale ci sarà Sandro Donati che presenterà il suo libro I signori del doping, il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwarzer. Te lo ricordi, Roby? Sì, il caso Schwarzer, che lui fu accusato appunto di doping, squalificato, poi invece mi pare che fosse stato assolto. Esatto. La presentazione sarà a cura di Ivan Malfatto, giornalista del Gazzettino, che noi conosciamo benissimo di recente, un salutone ad Ivan, certo. E quindi questo giovedì 23, mentre venerdì 24 sarà dalle 9 alle 12, sarà all'auditorium del liceo scientifico per incontrare appunto i ragazzi sempre sul tema il doping, chi si arricchisce e chi si rovina la salute. Molto interessante. Io ricordo invece, sempre parlando di fotografia, sono stato a vedere la mostra di Franco Navarrini, ultimi giorni per vederla. Sì, sono passato alla pescheria e ho avuto modo di salutare Franco e di fargli i complimenti. Ecco, se riuscite, termina il 25 febbraio, a fare un salto alla pescheria in Corso del Popolo, perché ne vale la pena. Ci sono foto veramente molto belle. Complimenti all'autore Franco Navarrini. E invece prossimamente ci sarà un'altra mostra di fotografia fino dal 18 al 28 febbraio, anzi è già in corso, presso il Circolo Culturale Arti Decorative, in piazzetta Nuraria, questo bellissimo spazio della nostra città. Mostra intitolata Sguardi, a cura di Diego Fantinati, giovane artista del nostro territorio. Ed sono già iniziati i venerdì della bandiera gialla e sono 11 serate da febbraio a maggio con 22 gruppi coinvolti. Questo venerdì, appunto 24 febbraio, sempre nel teatro di San Bortolo, ci saranno i Pop Heart Music Band e gli Evergreen, quindi una serata dedicata alla musica internazionale anni 80 e 90, e gli Evergreen invece live music rock band. Ok, e invece ricordo stagione di prosa all'Indinara, vediamo se lo leggo bene, Clitennestra, esatto. I morsi della rabbia, andrà in scena venerdì 10 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale Ballarin, di e con Anna Zago, per la regia di Pier Giorgio Piccoli. Anche questo è veramente un appuntamento
importante. Che magari vi ridaremo anche la prossima settimana, facciamo tempo a ridarvi e a ricordarvelo. Domenica 26 febbraio l'Associazione Musicale Francesco Venezia ha un pomeriggio dedicato alla musica con Clarissa Bevilacqua violino, ci sarà un programma molto molto ben fornito, ci sarà ospite ovviamente in Accademia dei Concordi. Per chi ha piacere di ascoltare questo concerto, info@associazionevenezie.it oppure 0425 21 405. E io ricordo solamente l'Occhio in Gioco e chiude domenica 26 febbraio a Padova, quindi anche questo ultimo fine settimana per vedere questa mostra che tu sono andata a vedere ed è stupenda ed è veramente fantastica. E mi riaggancio alla tua sì. Padova, perché in realtà Rovigo e Padova questo weekend saranno capitali della rete con i Social Media Festival, che si dividerà sabato all'Urban Digital Center e domenica invece sarà a San Gaetano al Centro Culturale Altinate. Saranno 2 giorni intensi. Il mattino del sabato qui a Rovigo ci sarà Maura Cancitano che si occuperà di responsabilità della comunicazione in rete, e il pomeriggio ci sarà Riccardo Scandellari invece Digital Audience Engagement, l'arte di farsi ascoltare. La domenica invece 26 febbraio tutto si sposterà a Padova con il mattino un incontro con i Lercio.it, Andrea Sesta e Vittorio Lattanzi, che parleranno di sparare a zero senza morti né feriti, l'arte della satira. Il pomeriggio invece ci sarà l'autore e conduttore di podcast Federico Taddia, dare voce alle storie, le vie del podcast. Per informazioni ovviamente i canali social del Social Media Festival, che quest'anno è alla 2ª edizione. Bello anche questo. Do l'ultimo appuntamento veloce lunedì 27 febbraio. Sono felicissima che a Rovigo arrivano lo Stivalaccio Teatro, compagnia teatrale di Vicenza che è veramente meravigliosa, porta uno spettacolo che si chiama Arlecchino muto per spavento e saranno al Teatro Sociale all'interno della nostra stagione di prosa. Sono veramente una compagnia splendida, so che comunque è quasi un sold out perché comunque sono molto conosciuti, però per chi non, magari presentatevi comunque in biglietteria, che non si sa mai che qualcuno abbia deciso di, purtroppo magari non sia stato benissimo, quindi andate perché è veramente uno spettacolo straordinario. Io ricordo al Teatro Cinema Duomo c'è questo appuntamento il 24 di febbraio. È vero. La montagna sola. Serata evento con Chiara Cruciati e Roybin Beritan, Alessandro Orsetti e Zero Calcare. È vero. Ore 17:30, ci sono ancora posti disponibili, leggo in questo momento, invece è sold out già l'appuntamento delle 20:45. Che bello, vedi il nostro Cinema Duomo, sempre ormai fa sold out una settimana sì, una settimana sì, questo è molto, molto positivo. Vabbè, il programma del Cinema Teatro Duomo fate presto a recuperarlo tramite il sito. Ci si può iscrivere alla newsletter. È vero che è molto molto comoda perché veramente hanno un sacco di spettacoli, tra l'altro ci saranno anche 3 spettacoli di comicità poi più avanti a marzo, quindi è bello anche modo di pubblicizzarli. Sì. Poi leggo che è stata riaperta a Ferrara invece Palazzo Diamanti, Rinascimento a Ferrara. Verissimo, mi pare Ercole De Roberti 18. e Lorenzo Costa, anche questo è stato restaurato, appunto il palazzo che ospita bellissime mostre, appunto fino dal 18 febbraio fino al 19 giugno ci sarà questa mostra. Ercole De Roberti e Lorenzo Costa appunto in mostra Rinascimento a Ferrara. Ok, abbiamo detto tutto. Dai. E noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo la nostra mail radiocolberovigo@yahoo.it. Da Roberto Giannese, da Manola Borgato, un cordiale saluto e a risentirci. Ciao.